La ricetta del cuore dei messinesi. Abbiamo la nostra carne, magari tra poco vediamo che tipo di carne è. Cominciamo a preparare il ripieno dei nostri involtini. Quindi qui abbiamo della mollica morbida. A questa aggiungiamo il formaggio grattugiato. La tradizione parla di un buon pecorino siciliano. Questo è pure pepato, ancora più gustoso. L'aglio, che oggi alcuni non tollerano, secondo me non può mai mancare, men che meno qui, almeno uno spicchietto. Mia madre ne avrebbe messo anche 2. Sì, perché diceva è l'aglio che porta il gusto, quindi guai a non utilizzarlo, lei proprio abbondava. Mettiamo anche il prezzemolo, un pochino di pepe nero, un pizzico di sale, però senza esagerare, proprio perché il pecorino è già bello saporito. Inizio a mescolare. Questa è la nostra muddica cunzata. Ora non la possiamo usare così perché dobbiamo inumidirla e lo facciamo mettendo un pochino di olio di oliva. Più di un pochino in realtà. Qui solitamente si abbonda un po'. Poi se qualcuno non vuole esagerare con l'olio, può aiutarsi con un goccino di acqua, perché l'obiettivo è ottenere una mollica sgranata. Adesso lo vediamo, quindi mescoliamo bene. Si può anche acquistare un panino e tritarlo. Assolutamente non pangrattato. Ci siamo, vedi come schiacciandola sta un po' insieme, comunque è ben sgranata. E il ripieno è pronto e lo mettiamo un attimino da parte. Anche le singole fettine di carne andranno insaporite, quindi in una ciotolina preparo ancora un po' di olio, un pizzichino di sale, vedi, poco, e pepe. E ora andiamo alla carne. Questo è l'acerto, credo sia proprio il taglio prediletto per fare le braciolettine messinesi. È un taglio pregiato, molto tenero, ha bisogno di una cottura talmente breve e poi si scioglie in bocca. Ha nomi diversi a seconda della regione, perché viene chiamato anche girello o magatello al nord Italia e va tagliato in fettine così sottili da essere trasparenti, non so se si percepisce. Oltre ad essere sottili devono essere piccoline, più sono piccoli e più ci daranno soddisfazione. Le sistemo già sul piano di lavoro, così poi proseguiamo speditamente. Quando voglio cuocere le braciole sulla brace oppure al forno in padella, bagno tutta la fettina con l'olio da un lato e dall'altro e la sporco di mollica sia da un lato che dall'altro. Questa volta procedo in maniera diversa perché farò una cottura al sugo, quindi per il momento insaporisco solo questo lato che ospiterà il ripieno di mollica. Spennello poco con l'olio, altrimenti poi diventa troppo. E ora sistemo un mucchietto di mollica su ciascuna fettina. Ci vuole un po' di tempo, ecco perché oggi magari molti le comprano già pronte. Andiamo al nostro formaggio, ne mettiamo un tocchetto. Questo è un caciocavallo fresco, quindi riuscirà a fondere tranquillamente e ha anche un sapore abbastanza delicato, molto buono. Si può scegliere una provola o un caciocavallo magari semi-stagionato. E ora viene il bello. Chiudiamo portando prima i lembi laterali verso il centro perché dobbiamo isolare questo ripieno e poi arrotoliamo la fettina su se stessa. Compattiamo stringendo tra le mani e questo è l'involtino. Lembi laterali verso il centro per chiudere e isolare il ripieno e poi arrotoliamo la fetta su se stessa. Stringiamo per compattare ed ecco pronto l'involtino ben chiuso. Allora adesso spiedino di bambù e sistemiamo i nostri involtini. Direi che 6 vanno bene. Ecco qua. Li compattiamo ancora un pochino ed ecco qua. Il primo spiedino è pronto, bellissimo. C'è chi li fa ancora più piccoli, Si mangiano in un solo boccone. Più piccoli sono, più teneri sono. Questi davvero si devono sciogliere in bocca. Per addolcire il sugo, un soffritto di cipollotti di Tropea.
Ora, prima di ogni cosa scaldiamo un pochino di olio evo. Nell'olio caldo adagio gli spiedini. Non dobbiamo adesso portarli a cottura, ma solo sigillare la carne e darle un po' di colore, quindi sarà un passaggio velocissimo per il momento. L'olio non deve essere alto, mi raccomando, altrimenti si attacca alla carne e la strappiamo. Quindi olio molto delicato. La facciamo colorire velocemente su tutti i lati, proprio un passaggio breve. E poi la tiriamo fuori per il momento. Nell'olio, che adesso è già bello saporito, mettiamo i cipollotti. Faccio appassire un pochino i cipollotti e poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Allunghiamo sempre con un po' di acqua. Mettiamo un po' di sale nel sugo e lo facciamo cuocere a fuoco lento con il coperchio socchiuso per farlo restringere quanto basta, diventando più denso ma anche più dolce. È trascorsa mezz'ora e guardate, l'olio è risalito a galla e la salsa è molto più densa. È il momento di aggiungere gli spiedini e completare la cottura. Trattandosi di involtini molto piccoli di carne sottile, basteranno pochi minuti, il tempo di insaporire tutto. Scuotiamo così da ricoprirli di salsa. La carne trasferirà al sugo tutto il suo sapore e il suo ripieno diventerà ancora più morbido e filante. Questo è un pranzetto con i fiocchi. Guardate il formaggio che comincia a fuoriuscire. Ci siamo, cottura perfetta, è il momento di assaggiare i nostri involtini. Sfiliamo un involtino e dentro troviamo la mollica e il formaggio. Intanto il sugo è venuto meraviglioso, quindi ci condiremo sicuramente della pasta, magari dei maccheroncini al ferretto, e la carne è un ottimo secondo. Tenerissima, guarda, si vede il cuore filante perché il caciocavallo fresco è morbidissimo e si vede, si sente la mollica, la carne è molto tenera. Secondo me meglio di così non potevano venire. Questo è un piatto eccezionale della tradizione messinese e oltre alle braciole si possono aggiungere le classiche polpette della domenica, della salsiccia fresca piuttosto che carne di maiale e fare tutto un mix super saporito.